Aspetta, siamo arrivati. Ciao a tutti, oggi siamo nel comune di Enego, in particolare al Cornale, e partiamo per andare a fare una parte della pista ciclabile che collega Borgo Valsugana a Bassano e parte addirittura dai laghi di Levico e Cagliamare. Sì, esatto. Quindi da Pergine a Valsugana. Esatto. È una bellissima pista ciclabile Sì. in leggera salita. Noi Sì. ne percorreremo una parte, circa 25 km andata e altri 25 al ritorno. Esatto. Ma in realtà la pista in tutto è più di 70 km solo l'andata, quindi Sì. se partite da Bassano arrivate a Pergine vi fate un bel giretto. Questo è il percorso per andare su a piedi, che lo faremo anche questo prima o poi, che vediamo. Va bene, siamo pronti? Pronti per partire? Pronti in mezzo, via. A tra poco. A tra poco. Eccoci, siamo più o meno a 2/3 del percorso. Abbiamo costeggiato il fiume Brenta che vedete alle mie spalle. Dopo qualche chilometro c'è una deviazione perché c'è stata una caduta di massi, quindi la pista ciclabile è interrotta, dovete prendere la statale, poi rientrare dopo 2 km sulla pista ciclabile. Qualche indicazione c'è, ma bisogna fare attenzione perché non ce ne sono molte. Abbiamo poi passato la riserva naturale provinciale di Fontanazzo, molto bella anche quella, Molto carina, piena di acqua, molto rigogliosa, con dei meravigliosi lillacci, sono delle spalliere di lillà fioriti, magnifica. Questo Adesso, è il fiume, questo è il Brenta, questo qui. è il Brenta, sì, adesso siamo verso Borgo Valsugana che tra un po' vi facciamo Abbiamo vedere. appena superato Gligno, mi sembra, giusto? Sì. Non lo so, lo sai tu perché Sì, sei tu Gligno, della dai, zona. mi sembra il Gligno. E stiamo andando verso Borgo Valsugana. Sì, Siamo circa a 18 km e mezzo. e quindi dovremo esserci tra un 5 km Sì, esatto. circa. Più o meno. Sì, qua sopra dovrebbero esserci Castelloni di San Marco. Sì. Quella tutta la zona dell'altopiano di Esago, questa qui, che si vede la montagna. Sì, se volete vedere il nostro tentativo ai Castelloni di San Marco in un altro video di YouTube, è stato un disastro perché abbiamo preso solo acqua, ma pazienza. E neve. E neve. Dai, andiamo avanti. dai. Andiamo avanti. Si è portata la mela da casa. Sì. La mela da casa. Mela da casa, ecco la mela da casa. Grazie che per quello che mi ha offerto, ma è molto buona. Comunque, volendo ce n'erano anche qui, insomma, ce ne sono un po' dappertutto. Però questa viene da casa, giusto? Sicuro. Sicuro. È buona? Buonissima. Ok. Allora abbiamo sepuine con calamari, gamberetti, patate buonissime. E noi mangiamo. Mangiamo. Buon appetito.
Secondo te? Una formica, un calabrone, no, un'ape. Un'ape, infatti, sì. È un'ape perché è pelosetta, Sì. ha le ali, 6 zampette, però gli hanno messo 2 corni lì là sotto. Che... Sì, che non si è capito cosa. Anche per ragionarci delle grigoli. Ecco qui, siamo arrivati a Borgo Valsugana. Dobbiamo andare avanti. Siamo sì, sì. Questa era la casa di De Gasperi, no? De Gasperi, sì. Sì. Proprio. C'è qualche citazione molto carina. Sì. Sono un uomo che ha l'ambizione di essere onesto. È vero. Ok, andiamo in cerca di un gelato. Assolutamente sì, col caldo che fa. Sì, fa un caldo boia veramente. L'ingresso della ciclabile. Adesso partiamo e ritorniamo indietro. Adesso Cosa siamo dici? sul percorso del rientro. Sì. Questa è la chiesa di Borgo Valsugana. È molto carina comunque. Ha Come qualcosa posto. di austro-ungarico questa città. Sì. Vedi? Vabbè, proviamo. Dai, Dai. Allora come ti è sembrato? Beh, adesso in discesa è decisamente Sì, tanto molto meglio, tanto e senza meglio. troppo sole. Sì, Guardate che bello il Sì. ruscello dietro di me. favoloso Sempre il Brenta, Sì, sempre il Brenta. Va bene, dai, Siamo passati per dei meleti magnifici, credo Sì. che in primavera qui sia stupendo. andiamo.
Ecco, ci siamo fermati un po' a mettere i piedi nel torrente, l'acqua è bella fredda. Sì, Abbiamo fatto la maggior parte del percorso, adesso abbiamo solamente l'ultima parte e vi facciamo vedere che c'è una deviazione. sì, esatto. Vi facciamo vedere bene Dai. la deviazione. Andiamo. Ok. Ciao, 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 allora, ciao. Grazie. Ciao. E siamo arrivati finalmente. È stata un po' durina, comunque dai, ci siamo. Ecco qua. Ecco qua, siamo arrivati. Ecco, avete visto che bella biciclettata? Sì? Erano segnalati 25 km, ma in realtà sono di più perché c'è una bella deviazione. In più ne abbiamo anche sbagliato strada, quindi Sì. l'abbiamo allungata ancora di più. Oggi abbiamo fatto 60-62 km. Sì, tra andata e ritorno. Diciamo che andando verso su è abbastanza in salita, ma insomma è fattibile È anche per una come accettabile. me che non è chissà che. Sì. Quindi è anche un percorso per famiglie, potete Sì. venire con tutti i tipi di biciclette, c'erano un sacco di e-bike. Sì. E poi Borgo Valsugana è carino ed eccoci qua. Alla chiusura. Alla Ok. prossima. Ciao. Ciao.